Chiunque ha necessità o anche solo vuole per suo desiderio farsi un tampone rapido per il Covid, può venire qui, mettersi in coda davanti al nostro stand e aspettare e fare il tampone senza alcun costo e senza alcuna prescrizione medica. Inoltre non ci sono vincoli neanche per residenza o nazionalità, questo servizio è aperto a tutti, italiani o anche turisti stranieri. È attiva da alcuni giorni di fronte alla stazione Santa Lucia di Venezia la postazione della Croce Rossa per effettuare tamponi rapidi gratuitamente. Moltissime persone non hanno spesso le risorse per potersi permettere settimanalmente o con una cadenza fissa il costo di un tampone da svolgersi privatamente. Quindi questo va anche incontro a una fascia di popolazione che magari quei soldi non può spenderli e decide di rivolgersi appunto alla Croce Rossa. Il servizio, realizzato in collaborazione con Comune, Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e il sostegno finanziario dell'Unione Europea, è attivo tutti i giorni fino al 30 settembre, con la presenza di un medico, 2 infermieri, 4 volontari, un referente di postazione. Al momento gli orari di apertura sono dalle 8 di mattina alle 14 ed è in previsione di aumentare questa fascia oraria fino alle 20 di sera. Su questa fascia oraria siamo su una media di 150 tamponi al giorno effettuati circa. È l'occasione per garantire un ulteriore punto di prevenzione. Ovviamente sempre di più, crescendo il numero delle persone vaccinate, speriamo che servano sempre meno questo tipo di servizi, però siamo ancora in una fase in cui sono molto utili e indispensabili, specie nei punti di passaggio come appunto le ferrovie e gli snodi principali.